avvolta in questa fitta vegetazione di finocchio selvatico, figo morisca e qualche olivastro, ecco quello che resta della chiesa di Sant'Eleni o di Sant'Elena in italiano. Questo muro ricorda, diciamo, testimonia la parte absidale con quella finestrella fatta in mattoni e poi rimane la traccia del perimetro della chiesa. Sotto questo bisognerebbe dargli una bella sistematina per capire un po' cosa è rimasto. Diciamo che tra tutte le pietre che sono state utilizzate, quelle che sicuramente colpiscono sono alla base queste pietre che sembrano arenaria, pietre squadrate, quindi lavorate, mentre il resto del muro, come potete notare, è fatto di pietre che magari hanno qualche tipo di lavorazione, però sembrano più pietre raccolte. E lì c'è, non so se si vede, questo piccolo blocco di trachite nera, guardatela qua, incastra, chissà se ce n'erano anche degli altri pezzi, perché poi ecco, le pietre sono veramente di tanti tipi diversi, ci sono graniti, ci sono pietre di fiume che hanno utilizzato per fare le zeppature. Allora mi sono infilato, ho cercato di entrare dentro perché volevo farvi vedere da dentro la finestrella dell'abside, no, quella che da fuori. Ora non capisco se il davanzale è una pietra oppure è stato fatto con della malta, con un no, però sembra una pietra, così come sembra una pietra anche la parte superiore, ecco, di questa nicchia, di questa finestra, mentre per quanto riguarda invece, vedi, la parte che dà all'esterno è stata ridotta con dei mattoni di cotto.